buongiorno a tutti, siamo il giorno dopo di ieri, anche se sembra ieri, perché le posizioni delle Sono persone, sempre quelle. io sempre giubbottino, però oggi dedichiamo, è giovedì 22, diciamo, oggi dedichiamo una barzellettina a una nostra amica, che tu conosci benino, Si chiama Sabrina. Sabrina, che speriamo di vederla presto al tuo posto. Grazie. No, non nel senso, perché intanto non è interista, è già, e poi è anche una bella presenza, un bel vedere. Quindi Sabrina, tanti auguri per i tuoi 44 anni e voglio dirti questo, barzellettina di questa. C'era questa splendida donna che ha detto doveva fare il bagno, no? Il bagno, anzi, bagno no problem, gli amici che fanno i bagni, vedete, da una barzelletta diamo anche una mano a chi? Bagno no problem, andate su Facebook, fanno i bagni un spettacolo. Quindi vanno da questi amici bagno no problem e dici signora guarda vuoi fare il bagno, signora non ci sono problemi, com'è? Guarda io non ho problemi di soldi, mi ha detto però voglio fare mosaico, voglio fare doccia, idromassaggio, bagno turco, cioè, però vorrei anche i sanitari di ultima generazione. Non ci sono problemi, benissimo, fanno, bellissimo, tutto. Beh, a un certo punto Sabrina va per arriva a casa, vuole andare a fare il bidet, va a vedere, va per fare il bidet e vede che il bidet è senza rubinetti. Ma come? Questo è il bagno di ultima generazione, non c'è neanche i rubinetti, ma cosa succede? Chiama Marco e Mario del bagno no problem e vanno lì, signora, ma scusate, io ho speso anche, sì, però non ci sono neanche rubinetti. Signora, lei ha chiesto ultima generazione, ecco, vede che ci sono 5 pulsanti a retro illuminati d'azzurro a sfioro, quelli sono i rubinetti. E osti, come? Sì, sì, adesso le fa. Si metta pure, la signora Sabrina si mette in posizione, guardi, prema il pulsante numero 1, tac, puff, via! Un getto di acqua tiepida meravigliosa. Che spettacolo, Sabrina. Prema il pulsante numero 2, signora. Tac! Bam! Via! Una manina che le insapona tutto. Che spettacolo, no? Guardi, prema, tac, pulsante numero 3. Tac! Torna fuori la doccia di acqua tiepida e subito dopo un soffio di aria calda che prima le risciacque e poi gli asciuga la zona. Sente proprio... che spettacolo, una roba meravigliosa, una roba vergognosissima. Pulsante numero 4, tac, torna fuori la manina in lattice che muove le ditina e le massaggia tutta la zona. E Sabrina, cazzo, pulsante numero 5. Grazie a tutti Sabrina, augurissimi. Ciao a tutti, ciao, ciao.